Il big match di giornata tra Don Carlo Misilmeri e San Giorgio Piana è terminato con il risultato di 2-1, con il direttore sportivo Luigi Picone, che salutiamo subito e chiediamo un giudizio immediato sul match. Ma devo dire che abbiamo approcciato al meglio questa gara, ma l'avevamo fatto già in settimana, anche se devo dire che i nostri ragazzi e lo staff da sempre affrontano le settimane con grande impegno, con grande dedizione, con grande determinazione, quindi oggi abbiamo raccolto i frutti di questa settimana importante. Era una partita importante e serviva fare una partita importante, quindi da questo punto di vista devo dire che l'abbiamo approcciata alla grande e abbiamo ottenuto un risultato che il campo ha decretato, ma devo dire meritato. Adesso guardiamo un po' la classifica, perché escludendo un attimo Gela e Athletic Club Palermo, vediamo Sciacca, San Giorgio Piana, Don Carlo Misilmeri, Parmo, Vallo un po', queste le squadre che più di tutte stanno tenendo testa per i playoff. Quanto è stato importante, proprio in virtù della classifica, questa vittoria, perché adesso è quarto posto Misilmeri. Ma devo dire che a me non piace guardare la classifica e non mi piace parlare di obiettivi. Noi abbiamo iniziato il nostro percorso e l'obiettivo è quello di continuare a migliorarci. Lo sta facendo la società, lo fa lo staff, lo fanno i ragazzi e di conseguenza la nostra idea deve essere quella di affrontare partita dopo partita, dare il massimo ed essere bravi a metabolizzare quello che di buono si fa, consapevoli di ciò che magari si fa anche meno bene e concentrarci di volta in volta alla partita successiva, che è sempre quella più difficile. Oggi in gol dalla panchina Longo, uno dei giovani più interessanti di questa squadra. Eh sì, Francesco ha dei colpi, veniva dalle convocazioni anche in rappresentativa dove si sta distinguendo insieme ad altri ragazzi, perché devo dire che al di là dei singoli, devo dire che abbiamo tanti ragazzi di belle speranze che sicuramente, se continuano a lavorare con questa mentalità, con questa umiltà soprattutto, sicuramente possono giocarsi delle carte importanti. Quindi il gol di Francesco di oggi è un gol importante per lui, ma credo che sia il gol di tutti i nostri giovani che con grande impegno tirano la carretta dall'inizio e si stanno distinguendo, e sono contento per loro. Adesso invece per la prossima partita si lascia il meraviglioso manto erboso di Misilmeri dopo 2 gare interne per andare in trasferta in un campo invece molto complicato come quello della Parmoval. Assolutamente sì, come dicevo prima, la partita più difficile è sempre la prossima e qui cade a pennello, perché ovviamente al di là della questione campo, perché sì, ok, la questione campo, ma dobbiamo dire che la Parmonval è sicuramente una squadra attrezzata, con un allenatore che sicuramente sa il fatto suo, è esperto, lo conosciamo bene, una squadra con dei profili molto interessanti, una società storica che da tanti anni ha militato in eccellenza e di conseguenza la partita da prendere con le pinze, quindi dobbiamo goderci sì la vittoria di oggi, ma staccare subito la mente da questa grande prestazione e pensare alla prossima, perché sicuramente sarà una partita da prendere con le pinze.